Giovedì 7 maggio, buongiorno, ben trovati telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questa giornata per raccontarvi quello che sta accadendo a nord-est. Tanti davvero i fatti, tanti gli accadimenti e tanti i collegamenti pronti con tutto il territorio. Il nostro racconto parte dalla Marca trevigiana, parte da Menarè di Vittorio Veneto per una spaccata ai danni di un negozio di biciclette più volte finito nel mirino. L'ultimo colpo soltanto 2 anni fa, ma ci racconta tutto la nostra Francesca Bozza, che vedo collegata con Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. Buongiorno Francesca. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori. Sì, alle mie spalle la devastazione, al mio fianco il titolare Roberto Catto. Buongiorno Roberto. Stanotte intorno alle 4:30 i malviventi sono arrivati qui in via Menarè, probabilmente usando un camion, hanno devastato, buttato letteralmente giù non solo le vetrate ma anche la colonna portante, Roberto. Quindi rispetto al colpo di 2 anni fa, 2024, 2 colpi nel giro di una ventina di giorni, qui veramente i danni sono ben ingenti a livello strutturale della struttura della casa, del negozio, perché non capisco una cattiveria del genere, danni del genere per rubare 10 biciclette, cioè veramente assurdo. 10 biciclette rubate, alcune nuove. 2 da buttare via all'interno, che ovviamente sono passati sopra, altre 5-6 grattate, 3 bici di clienti, però non è tanto il furto delle bici, che comunque è ingente, ma i danni che hanno fatto, cioè hanno buttato giù la casa per poco, cioè è inspiegabile una cattiveria del genere. Sono bici, non sono gioielli. Infatti lei prima mi diceva delle bici, mi interessa ben poco, perché in questo momento lei è costretto a fermarsi col lavoro anche. Mi interessa ben poco perché dovrò star fermo almeno una settimana di lavoro, perché comunque non ce la facciamo a lavorare decentemente. Dovrò dormire qui un mese noleggiando un camper, un mese ci vorrà per mettere a posto. Quindi in realtà le bici è il danno minore che mi spettano, solo che ci rimani male. Cioè Pensava che si fosse tutto concluso 2 anni fa, non pensava. Tutto concluso 2 anni fa, perché ho messo plinti di acciaio, antisfondamento, barriere sulle vetrine, l'antifurto collegato con i carabinieri, collegato con le guardie giurate. Però se ti entrano dentro con un camion e buttano giù la casa, puoi mettere tutto quello che vuoi davanti. Non sappiamo più, cioè, giuro, non so cosa fare, come poter impedire un'altra cosa del genere. Questo veramente siamo un po' sbalorditi anche per la cattiveria, per poco, perché loro sono convinto che prenderanno veramente poco di tutta questa cosa. Hanno demolito 2 furgoni, un camion, un furgone, hanno devastato un negozio, adesso vediamo di mettere in sicurezza la casa, portato via ma cioè veramente, cioè, non ho parole. Anche 2 anni fa più o meno, sì, come hai detto, meno danni, ma modus operandi molto simile, sfondata la vetrina con un furgone, che poi il furgone, lo ricordate, era stato abbandonato sui binari con il treno che l'aveva travolto, quindi davvero non si fermano davanti a nulla. Per un bottino di quanto più o meno? Allora, il bottino a me personalmente, ok, le biciclette, 10 biciclette più 2 da buttare via, sarà attorno ai 40-50 mila euro. Ma cioè, a loro alla fine, perché non so quanti possono essere stati, sono tutte ammaccate, le caricano sui camion che le sono demolite, le venderanno anche, ma forse tireranno 300-400 euro a testa i ladri, ma hanno fatto danni per migliaia e migliaia di euro, cioè fra furgoni, casa, negozio, bici, sono centinaia di migliaia di euro di danni. Per che cosa? Cioè, veramente assurda una cosa del genere. Come 2 anni fa sarà costretto a tornare a dormire in camper qui davanti? Sì, almeno un mese dovrò stare qua con il camper, perché finché non è completamente in sicurezza non sarà mai a questo punto qua, però perlomeno di stare un po' più tranquilli, di poterci muovere, almeno 20 giorni, un mese devo stare qua io. Perché rischio che tornino? Torneranno, come l'anno scorso, dopo 20 giorni sono tornati, perché sanno che non sei ancora completamente in sicurezza.
ok? Per quello che devo fermarmi qua finché non è tutto finito, perché sanno che non è completamente in sicurezza, quindi è il punto debole dove poter rientrare e far danni ancora. Come si torna al lavoro dopo questa esperienza? C'è il sorriso, ma è un sorriso che nasconde tanta amarezza, tanta così, però non voglia di smettere, di mollare tutto. No, è una vita di lavoro questa. È una vita, cazzo. Grazie Roberto. Roberto Catto, chiaramente provato di fronte a questa devastazione, possiamo chiamarla così, perché sì, c'è il danno economico, ma c'è anche un lavoro che è costretto a fermarsi, clienti che devono tornare, è vero, c'è l'assicurazione, ma comunque i danni sono davvero molto molto ingenti. Credo che le immagini di Nicoletta Rizzetto, Christian, parlino molto di più di quello che io potrei dire. Gli operai che sono subito arrivati e ha detto funziona l'Italia quando è questa Italia che funziona, quella che interviene subito con una grande solidarietà. Abbiamo visto tante persone passare e venire qui, dare semplicemente una pacca sulle spalle a Roberto per far sentire la loro vicinanza. Certo, resta tutto questo e soprattutto resta la consapevolezza di non poter mettere al sicuro quella che è la propria vita, la propria attività. Da via Menarea a Vittorio Veneto con Nicoletta Rizzetto è tutto. Christian, io ti restituisco la linea. Grazie davvero Francesca, a te Nicoletta Rizzetto e a Roberto Catto, che in questi anni abbiamo imparato a conoscere. 2 anni fa la sua storia aveva fatto letteralmente il giro d'Italia, perché Catto aveva dormito per lunghe notti in un camper proprio per presidiare la sua attività, che nel giro di un mese venne razziata, come vi raccontava Francesca Bozza, venne razziata 2 volte in un solo mese. Quindi ritorna l'incubo, ritorna a colpire questa banda di professionisti, una banda chiaramente specializzata, ma fra poco saremo in grado di collegarci anche con Sacile. Intanto vi mostro la notizia da Pordenone Today. Rapina nella notte a Sacile, ladri svaligiano la villa mentre i proprietari dormono, un colpo da 50.000 euro. Il fatto si è verificato mercoledì in Viale Zancanaro, il caso è stato affidato ai carabinieri che dovranno svolgere tutte le indagini del caso. Come sapete, in queste settimane tante sono state le rapine in villa, da Arcugnano a San Zenone di Zellini, poi anche a Feltre, in via Culiada. Ora questa nuova rapina con dei coniugi in casa, ma ci collegheremo fra poco con Esmeralda Dalla Longa, proprio da Sacile. La cronaca adesso ci porta a Villafranca Padovana per un grave incidente. Lo scontro è avvenuto in via Balla, ai confini tra Villafranca Padovana e Mestrino. Entrambe le auto erano condotte da 2 donne. Uno dei 2 veicoli si è rovesciato nel fossato che corre lungo la strada. L'incidente è avvenuto alle 14. Sul posto sono giunti i soccorsi con i vigili del fuoco di Padova e Abano Terme, che hanno lavorato per liberare le donne rimaste incastrate tra le lamiere. Stabilizzate sul posto dal personale del SUEM, intervenuto anche con l'elicottero che ha trasportato una delle ferite all'ospedale di Padova, mentre la seconda è stata soccorsa dai sanitari dell'ospedale di Cittadella. I rilievi sull'esatta dinamica dell'incidente sono condotti dalla polizia locale. Arrestato a Noventa Padovano un latitante ricercato per aver abusato di modelle minorenni in Romania. Tra il febbraio 2020 e l'aprile 2021 aveva abusato di giovani modelle minorenni adescate tramite servizi fotografici in Romania, sessioni di scatto che si trasformavano in violenze. Le vittime, tutte minorenni, avevano tra i 14 e i 17 anni. L'uomo, un 67enne romeno, è stato arrestato a Noventa Padovana, condannato all'estero, era latitante dal momento della sentenza, 19 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata ai danni delle 4 minori.
Sul capo dell'uomo pendeva un mandato di arresto europeo emesso lo scorso aprile dalle autorità romene. I carabinieri del nucleo investigativo di Padova lo hanno rintracciato e arrestato in un'abitazione di Noventa Padovana. L'operazione al termine di lunghe ricerche condotte insieme con il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia del Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Il 67enne è stato trasferito al carcere Due Palazzi di Padova, mentre la Procura di Venezia ha avviato le procedure di estradizione. Restiamo sulla violenza di genere, sempre nel Padovano è stato arrestato un 41enne tunisino. È stato rintracciato durante un controllo del territorio un 41enne tunisino che nel 2022 aveva rapinato la moglie al culmine dell'ennesimo episodio di violenza nei confronti della donna. Lo straniero, rintracciato in zona Arcella dai poliziotti della questura di Padova, era anche destinatario di un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento all'ex moglie maltrattata. La donna ha vissuto un calvario nel corso degli anni, subendo le violenze del compagno quando rientrava a casa sotto l'effetto di alcol, violenze fisiche e psicologiche. In un'occasione nel 2022 l'uomo, spinto dalla gelosia per il sospetto di una presunta relazione extraconiugale della compagna, l'ha addirittura rapinata sottraendole il cellulare e procurandole diverse lesioni e traumi. La donna era stata salvata dall'intervento della figlia piccola, che era intervenuta facendo scappare il padre e aveva allertato la polizia. Rimaniamo nel Padovano, dove è stato condannato l'imprenditore cinese che in 5 diverse occasioni aveva raggiunto con i colpi di una carabina le case dei vicini. I fatti erano avvenuti a fine dello scorso anno e avevano creato non poco allarme nella zona di Tombelle a Saonara. Sparava per passare il tempo, peccato che in 5 diverse occasioni i proiettili calibro 25 esplosi da una carabina fossero finiti contro le finestre e i basculanti dei garage dei vicini. Un imprenditore cinese di 38 anni è stato condannato dal GUP del Tribunale di Padova a 1 anno e 4 mesi di carcere, pena sospesa con la sospensione del porto d'armi. I fatti risalgono alla fine dello scorso anno. A presentare denunce ai carabinieri di Legnaro erano stati i cittadini di un quartiere di Tombelle di Saonara, terrorizzati dopo che in 5 diverse occasioni, il 26 settembre, il 3 e il 12 ottobre, il 29 novembre e il 3 dicembre, le loro case erano state colpite. Una breve indagine aveva permesso ai carabinieri, prima di rintracciare l'armeria dove i proiettili venivano acquistati, poi l'imprenditore cinese che li comprava con regolarità. L'uomo nel frattempo ha risarcito dei danni ai vicini. Arrestato a Tirana un narcotrafficante albanese latitante dal 2022, figura chiave di una organizzazione attiva nel traffico di cocaina tra Venezia e l'estero. Era latitante dal 2022 e ricercato a livello internazionale. È stato arrestato a Tirana un narcotrafficante albanese di 45 anni. L'uomo, destinatario di una red notice dell'Interpol, era stato condannato in via definitiva per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e spaccio di droga al termine di un'indagine coordinata dalla Procura distrettuale di Venezia e condotta dalla squadra mobile tra il 2019 e il 2021. Secondo quanto emerso dalle indagini, il 45enne, residente a Mestre all'epoca, ricopriva un ruolo di vertice all'interno di un'organizzazione criminale attiva nel veneziano e specializzata nell'importazione e distribuzione di cocaina destinata alle piazze di spaccio dell'Interland. La sentenza della Corte d'Appello di Venezia ne aveva accertato la funzione decisionale e operativa, in particolare nella gestione dei canali di approvvigionamento e nella direzione della rete di distribuzione. Le ricerche portate avanti da un gruppo congiunto della squadra mobile di Venezia e del servizio centrale operativo si sono intensificate dopo l'estensione internazionale del mandato di richiesta di arresto della Procura Generale. Gli investigatori, monitorando i movimenti dei familiari del latitante, analizzandone abitudini e spostamenti, sono arrivati alla sua localizzazione, che ha portato successivamente all'arresto da parte delle autorità albanesi. Sempre per la cronaca, nel Vicentino, una pensionata di 78 anni, ospite del centro servizi Villa Miari di Sant'Orso, è morta dopo una caduta lungo una scalinata interna. La Procura di Vicenza ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e disposto l'autopsia. La famiglia chiede chiarezza sulle responsabilità e sulla dinamica dell'incidente.
Avrebbe spinto una porta antipanico e poco dopo è precipitata lungo una scalinata interna del centro servizi Villa Miari di Sant'Orso. Dopo 22 giorni di ricovero all'ospedale San Bortolo di Vicenza è morta la pensionata Luciana Parente, di 78 anni, originaria di Marano Vicentina e ospite della struttura da alcuni anni. La Procura di Vicenza ha aperto un fascicolo per omicidio colposo ed ha disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso e verificare eventuali responsabilità. L'esame autoptico sarà eseguito dal medico legale Giovanna Del Balzo, mentre come consulente della famiglia, che si è affidata all'avvocato Deborah Squarzon, è stato nominato il dottor Andrea Galassi. La donna era stata colpita da una malattia che negli ultimi tempi le aveva impedito l'uso delle gambe. Per questo era ospite della struttura. L'incidente risale all'8 aprile. La nipote Sara afferma: la nonna, nonostante la sua malattia, aveva ancora tanta voglia di vivere, come aveva anche tanta voglia di tornare a casa. Infatti, per questo si era allontanata altre 2 volte dalla struttura e purtroppo questa volta si era allontanata dirigendosi verso le scale, cadendo e subendo quindi un trauma cranico e delle ferite molto gravi che purtroppo sono state letali. Dal centro servizi Villa Miari parlano di una vicenda dolorosa e assicurano piena collaborazione con la magistratura. La misteriosa morte a ottobre di una runner maranese avvenuta 2 settimane dalla morte del compagno di squadra di Sovizzo. L'autopsia ha stabilito che il decesso è avvenuto per cause naturali. Una cardiopatia a ritmogea biventricolare. Sarebbe questa la causa della morte di Anna Ziglio, 39enne, la runner maranese trovata morta nella sua abitazione di Verona. E questo l'esito dell'autopsia disposta dai magistrati per far luce sul tragico evento avvenuto a distanza di 15 giorni dal decesso del compagno di squadra Alberto Zordan di Sovizzo. Le procure di Verona e Vicenza avevano avviato le indagini e aperto 2 fascicoli, uno per falso nei certificati medici, l'altro per omicidio colposo a carico di ignoti. La constatazione ufficiale ora del medico legale del malore improvviso e della morte per cause naturali a seguito della rara cardiopatia porterebbero alla probabile archiviazione dell'inchiesta. Maltrattato e ridotto in gravi condizioni, poi nascosto in un garage e fatto passare per randagio nel tentativo di sviare le indagini, è quanto hanno scoperto i carabinieri forestali di Treviso al termine di una lunga e meticolosa attività investigativa che ha portato alla denuncia di un uomo ritenuto responsabile di maltrattamento di animali. L'indagine ha preso avvio da una segnalazione della stazione carabinieri di Paese riguardante lo stato di salute di un cane detenuto a Padernello. Gli accertamenti condotti dai militari del nucleo investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale e del Nucleo Carabinieri Forestale di Treviso con il supporto del servizio veterinario dell'ULSS 2 Marca Trevigiana hanno però fatto emergere un quadro ancora più complesso per l'appunto di maltrattamenti e violenze su questo povero cane che adesso è stato salvato, come vedete, dai carabinieri. Ritorniamo a Colceresa, il rogo che ha colpito 2 container di proprietà di alcune famiglie di giostrai, perché continuano le indagini. C'erano vestiti, elettrodomestici, arredi, giocattoli, libri e quaderni di scuola, documenti necessari per il lavoro. Tutto è andato in fumo nel giro di pochi attimi all'interno di 2 container uniti fra di loro e adibiti a deposito della famiglia Catter, noti giostrai che gestiscono un paio di attrazioni che si spostano in tutto il Veneto. Le prime avvisaglie di quanto stava avvenendo nella campagna di Colceresa si sono avute di buon mattino, l'orario in cui le bambine sarebbero dovute andare a scuola a Schiavon. Questa mattina mia cognata si è svegliata per portare a scuola la bambina e ci siamo ritrovati così. Ha trovato il fuoco e siamo scesi tutti di corsa per spegnerlo, ma era troppo tardi. Abbiamo provato con gli estintori, ma ormai il fuoco era già partito, non siamo riusciti a fare niente. Sul posto hanno lavorato fino alle 11 per spegnere le fiamme i vigili del fuoco di Bassano. Cosa c'era dentro? Guarda, avevamo tutto, documenti, vestiti, tutte le cose dei bambini, giocattoli, tutto quanto. Non abbiamo più niente.
Lo sconforto è grande per Simone e il fratello Nicola, che sono stati raggiunti sul posto da tanti parenti e amici. La prossima tappa delle loro giostre sarà Padova nei prossimi giorni. Proviamo dentro anche del materiale delle giostre, tante cose abbiamo perso, non ci sono più, documenti delle giostre, tutto quanto, è un casino, grande casino. Da cosa può essere partito? Non sappiamo, sai. Non penso un cortocircuito, non lo so. Purtroppo è andato tutto. Saliamo sull'altopiano, il dolore di Foza per la morte del piccolo Tommaso, scomparso a soli 7 giorni di vita. Non c'è piede tanto piccolo da non lasciare un'impronta su questa terra. Una frase che tocca il cuore di ognuno, scelta per comunicare la scomparsa del piccolo Tommaso, il bimbo di Foza morto a soli 7 giorni di vita. Una morte che ha riempito di quel dolore sordo, cupo, che ti entra sin nelle viscere l'intera comunità di Foza, perché la morte di una creatura così piccola si fa troppa fatica ad accettare. Il bimbo era nato prematuro all'ospedale di Vicenza e al San Bortolo era stato ricoverato nel reparto della terapia intensiva neonatale in condizioni molto delicate. La situazione è precipitata lunedì senza lasciare scampo alla creatura. I genitori, seppur straziati dalla perdita del figlioletto, hanno trovato la forza di lanciare un messaggio di speranza e generosità, perché durante il funerale, che sarà celebrato giovedì alle 15 nella chiesa parrocchiale di Foza, hanno chiesto di raccogliere offerte da destinare proprio alla terapia intensiva neonatale di Vicenza, quell'angolo di mondo che per 7 giorni ha accolto e curato amorevolmente il loro piccolo Tommaso. E sono stati donati gli organi di Giuseppe Zanon, il volontario morto lunedì cadendo da un tetto. Gli alpini di Villa d'Asolo lo ricordano con commozione e annunciano che non saranno a Genova proprio in segno di lutto, di cordoglio. Entro venerdì sarà eseguita l'autopsia sul corpo di Giuseppe Zanon, il volontario di 65 anni morto lunedì pomeriggio dopo essere caduto dal tetto della bocciofila parrocchiale di Villa d'Asolo mentre lo stava riparando. L'esame servirà a chiarire le cause di un decesso che ha lasciato la comunità senza parole. Intanto Zanon ha voluto distinguersi ancora una volta per la generosità che lo ha sempre contraddistinto, donando gli organi. Una generosità che sottolinea con commozione anche il capogruppo delle Penne Nere di Villa d'Asolo, Oscar Dussin, ricordando l'amico alpino scomparso e stringendosi in un abbraccio ideale alla famiglia del 65enne. Giuseppe per noi Bepet era l'uomo del fare, era l'uomo che non diceva di no a nessuno, un alpino dal cuore grande e dalle braccia forti. In questi momenti purtroppo lo sconforto è tanto, soprattutto pensando a quanto ha saputo dare nella sua vita e quanto poteva ancora dare e ricevere. Aver conosciuto Giuseppe, per me, un alpino tutto d'un pezzo, mi rende ancora più orgoglioso essere proprio stato il suo capogruppo. In segno di rispetto, le Penne Nere di Villa d'Asolo non saranno presenti all'ormai prossima 97esima adunata nazionale degli alpini a Genova. Una decisione presa nelle ultime ore, ci spiega Dussin. L'intento è quello di rimanere a casa, andare a far festa quando hai un amico, un alpino, un familiare a casa deceduto, non vale la pena insomma fare festa. Ecco. In questo momento di dolore noi alpini dobbiamo tenerci stretto il ricordo di Giuseppe e come disse il nostro presidente Giuseppe Rugolo non tanto tempo fa, noi alpini non lasciamo sogni ma lasciamo ricordi e il ricordo di Giuseppe rimarrà vivo per sempre in noi alpini di Villa d'Asolo. Un gesto importante questo che arriva in giorni che come sempre sono di festa, ma non solo per le Penne Nere, sono giorni anche di riflessione, giorni in cui si tirano anche le somme di un'attività che resta ed è preziosissima per i territori. Noi adesso ci colleghiamo con Monica Smiderle, la vedo su uno dei luoghi più iconici per gli alpini e non solo, il ponte di Bassano. Monica, che clima c'è a Bassano in vista della dunata di Genova? Buongiorno.
Buongiorno a te Cristian, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Siamo appunto sul Ponte degli Alpini, che è spesso tappa d'obbligo per le penne nere che si muovono in occasione delle adunate nazionali. Genova è lontana e al momento qui sul ponte non si vedono gli alpini, ma potrebbero arrivare anche nelle prossime ore. Dal territorio bassanese, ma anche dal marosticense, dall'altopiano di Asiago, sono molti gli alpini che sono partiti stanotte e quelli che sono alle prese con gli ultimi preparativi e che partiranno dunque nelle prossime ore. Sicuramente la 97esima adunata nazionale di Genova si apre tra le polemiche e questo insomma ha contraddistinto un po' la vigilia di questo grande evento, ma noi abbiamo intercettato nel suo viaggio il presidente dell'ANA Montegrappa Giuseppe Rugolo, che è partito stanotte alla volta appunto di Genova. Ricordiamo che l'ANA Montegrappa ha ben 9.000 iscritti. Sentiamo che cosa ci ha detto Rugolo a proposito della adunata di Genova e delle polemiche che sono scoppiate. Siamo appena partiti per l'adunata nazionale di Genova, siamo per strada. Siamo partiti questa mattina da Bassano insieme a tanti altri gruppi che contemporaneamente si stanno avvicinando alla città ligure per vivere la 97esima adunata nazionale degli alpini. Le speranze sono tante, il clima è buono, il morale è alto nonostante tutto, nonostante questa campagna denigratoria nei nostri confronti, ma gli alpini hanno il cuore buono, hanno un animo generoso, gli alpini non hanno paura delle critiche gratuite e in ogni caso c'è da ribadire una cosa: gli alpini non creano i problemi li risolvono da sempre, perciò questo è lo spirito con cui noi andiamo all'adunata a Genova portando la nostra simpatia, la nostra fierezza, la nostra empatia e sono sicuro che i veri genovesi ci abbracceranno come hanno sempre fatto, perciò basta critiche, basta cattiverie sui social, viva gli alpini e viva l'adunata di Genova. A Genova sono attese 400.000 persone tra penne nere, familiari, visitatori in una città che conta poco più di 560.000 abitanti. Sarà dunque una festa imponente ma anche una grande prova di organizzazione politica anche per il sindaco Silvia Salis, che dopo le polemiche scoppiate e la definizione di molestatori degli alpini è intervenuta anche agli alpini, è intervenuta anche in consiglio comunale per invitare all'equilibrio. Noi ci spostiamo con il collega Renzo Ringon all'interno della Taverna al Ponte, che ospita anche il Museo del Ponte degli Alpini, per capire qual è il clima a Bassano. C'è parecchia gente, vediamo se riusciamo ad intervistare. Buongiorno, qual è il clima a Bassano in vista della dunata degli alpini di Genova? Il clima a Bassano è sempre bello. Di alpini, se lei mi chiede degli alpini, in questo momento ne abbiamo visti pochi, ma il giovedì, anche perché tanti se partono vanno direttamente, perché Genova non è che sia qui vicino. Comunque siamo speranzosi. Insomma, c'è voglia di adunata. Certamente, qui a Bassano c'è sempre voglia di adunata. Sono molti gli alpini, come vi dicevo, che sono già partiti, Genova li sta accogliendo e il programma ufficiale partirà già questa sera con una deposizione di corona in memoria delle vittime del Ponte Morandi, poi domani mattina invece l'alzabandiera che darà il via ufficiale alla 97esima adunata degli alpini di Genova, che culminerà con il lungo sfilamento in programma domenica mattina. Naturalmente noi vi racconteremo nei nostri telegiornali e con le dirette tutto l'evento a partire già dalle prossime ore. Grazie davvero Monica Smiderle. Noi da Bassano ci spostiamo a Padova, andiamo in azienda ospedaliera perché c'è un record che parla di un'estrema operatività da parte del centro trapianti, ma ci racconta tutto, la vedo collegata la nostra Marta Zatta con Federico Cibotto. Buongiorno Marta.
Sì, buongiorno Cristian, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, hai detto bene, aprile è stato un vero e proprio mese da record per l'azienda ospedaliera di Padova, perché sono stati eseguiti con successo ben 20 trapianti di fegato, un vero e proprio record che insomma consacra ancora una volta l'azienda ospedaliera di Padova come eccellenza insomma in questo ambito, operazioni insomma che sono state coordinate dal professor Cillo, ben conosciuto insomma anche ai nostri telespettatori. Io sono in compagnia di Enrico Petranzone, che è il direttore operativo coordinamento regionale trapianti. Allora dottore, una macchina complessa anche da organizzare per tutto il mese, com'è possibile insomma gestire anche tutti i vari trapianti? Insomma è un lavoro complesso. Buongiorno, sì, grazie dell'opportunità. La rete regionale trapianti è estremamente complessa, è estremamente capillare e diffusa sul territorio. Ogni ASL e ogni azienda ospedaliera del Veneto ha un coordinamento ospedaliero che si occupa dell'attività di procurement e della gestione dei rapporti con i familiari dei potenziali donatori. Quindi coniugano un lavoro clinico, professionale estremamente importante, ma affiancato anche a un lavoro emotivo di compartecipazione alla sofferenza dei donatori, dei familiari dei donatori, altrettanto importante. Ecco, una volta ottenuta il sì alla donazione è possibile procedere con la valutazione e l'idoneità del donatore e poi appunto che rende, grazie alla generosità, alla disponibilità per il trapianto degli organi, che viene eseguito poi nei centri trapianto del Veneto, che sono un'assoluta eccellenza, diffusi a Padova, a Vicenza, Treviso e Verona. Ecco, appunto l'ha detto lei, tutto questo non sarebbe possibile senza la generosità appunto dei pazienti. No, è assolutamente un punto fondamentale. La macchina trapiantologica non si potrebbe muovere senza la generosità dei cittadini e dei familiari dei cittadini. Parlando di numeri, il Veneto è una regione estremamente generosa. L'anno scorso è stato un anno eccezionale, abbiamo avuto più di 400 donatori che hanno portato più di 230 pazienti alla donazione, all'idoneità della donazione, e noi ci confrontiamo con le principali regioni in Italia, quindi siamo tra le prime regioni in Italia, ma questi numeri ci permettono di confrontarci anche con le principali nazioni europee, con la Spagna in particolare, leader mondiale nella donazione, e mondiali. E qual è l'età media dei donatori? L'età media dei donatori in Veneto è di 70 anni. Ovviamente questo rende giustizia a un'attività sanitaria che mira a tutelare la salute dei cittadini innanzitutto, però dall'altro lato permette anche ai cittadini più anziani di promuovere e mantenere la volontà donativa. Quindi l'età non è più un vincolo per la donazione, assolutamente. E com'è possibile esprimere proprio la volontà donativa? È possibile esprimersi in diversi modi. Noi sottolineiamo l'importanza che sta arrivando una data importante in regione. Il 3 agosto scadrà l'idoneità delle carte di identità cartacee, quindi molti cittadini del Veneto saranno chiamati al rinnovo della carta di identità. Ecco, in tale circostanza sarà possibile esprimersi in materia di donazione, anzi è obbligatorio che l'operatore di anagrafe chieda come esprimersi in modalità della donazione. Quindi invitiamo tutti i cittadini a documentarsi. Ci sono i siti istituzionali del Centro Nazionale Trapianti e del Coordinamento Regionale Trapianti, dove poter reperire informazioni in maniera assolutamente chiara e trasparente riguardo alla propria volontà di donativa. Ecco, insomma, grazie anche per l'appello che ha lanciato. Io ringrazio il dottor Petranzan per essere stato con noi e per il momento da Padova è tutto, ti restituisco la linea. Grazie Marta Zatta, è importante lanciare questi messaggi, quindi ringraziamo anche il dottor Petranzan. Noi ci spostiamo nel Vicentino, a Chiampo, per parlare di inquinamento da PFAS nelle acque del territorio. A Chiampo, per l'appunto, il centro idrico Castiglione è entrato in funzione il nuovo impianto con filtri a carbone attivi, ma ci racconta tutto, lo vedo pronto il nostro Daniele Garbin con Simone Squarcina. Con lui, se non sbaglio, c'è il sindaco Filippo Negro. Buongiorno Daniele. Sì, buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori. Confermo, siamo a Chiampo, in via Castiglione, come il sindaco Filippo Negro. Buongiorno. Buongiorno a tutti. E la novità che avevi accennato è quella che è alle nostre spalle, questo grande
contenitore verde che è l'ultimo tassello, insomma, di un sistema a carboni attivi, insomma, che mette in sicurezza l'acquedotto dopo il clamoroso, insomma, inquinamento dai PFAS. Ricordiamo che qui siamo nella vallata del Chiampo e parallela alla vallata del Lagno, proprio in corrispondenza dall'altra parte del colle, proprio della Miteni di Trissino. Ecco, ricordiamo che sono stati investiti finora 37 milioni di euro proprio per la messa in sicurezza con una serie di caposaldi, e questo oggi le permette di dire cosa, Sindaco? Sì, io sono davvero molto felice, poiché questo filtro a carboni attivi che vedete alle mie spalle è l'ultimo sistema dei 7 filtri a carboni attivi installati pochi mesi fa nel serbatoio di Grumello, che serve la parte di Chiampo e quella di Arzignano, e pochi giorni fa proprio qui in via Castiglione, che ci permette di garantire appunto a tutti i cittadini di Chiampo una qualità dell'acqua il più possibile sicura, poiché filtrata da microinquinanti. Ecco, ricordiamo allora, innanzitutto diamo risalto a questa buona notizia. Ogni tanto è anche giusto parlare ed essere soddisfatti di come si è raggiunto il risultato che era auspicato da molti, proprio la messa in sicurezza da queste sostanze pericolose che tanto inquietano ancora comunque la zona e poi le conseguenze. Ha però una contropartita, Sindaco, insomma, si parlava prima che gli investimenti sono stati tanti, 37 milioni dicevo, qui solo 1,2 milioni. Qual è la contropartita? Per cui insomma è stata fatta una scelta strategica, però ha delle conseguenze. Sì, giustamente Acque del Chiampo ha 10 comuni soci, si è deciso di partire dalle zone rosse e arancione, quelle più inquinate, quindi parlo di Lonigo, parlo di Montecchio Maggiore, per poi arrivare a Chiampo. Ovviamente la contropartita è che un investimento così importante impatta sul piano economico di investimenti della società, e quindi dall'altro lato c'è evidentemente un rallentamento delle eventuali estensioni acquedottistiche. Diciamo che tocca in parte la città di Chiampo, poiché quasi la totalità dei cittadini è servita da acquedotto civile, però ci sono alcuni casi ancora sparsi dove l'acquedotto deriva da pozzi privati. Ecco, allora intanto noi seguiremo ovviamente l'evolversi della situazione. La ringraziamo, Sindaco. Grazie a voi e buona continuazione. Ecco, per il momento allora con questa buona notizia da Chiampo restituisco la linea. Grazie Daniele Garbina. Noi adesso ci spostiamo a Mestre, perché a Mestre si è svolta questa mattina la protesta degli istituti tecnici contro la riforma Valditara. Per noi Anna Maria Parisi. Sciopero degli istituti tecnici nazionale e a Mestre il ritrovo regionale delle scuole e quindi degli insegnanti e tutto il personale. Con noi Michael Cacciato, segretario regionale della FLC CGIL, per spiegarci brevemente le ragioni di questa protesta. Allora, noi non condividiamo né il metodo né il merito con il quale è stata fatta questa riforma. Nel metodo perché la scuola ancora una volta ha subito una riforma. Invece di essere coinvolta, essere ascoltata, chiedendo ai colleghi e alle colleghe quali sono gli aspetti magari salienti, i più importanti per fare una riforma, non c'è stato nessun coinvolgimento, ma poi anche nel merito, perché noi della FLC CGIL vogliamo restare nel merito. Quello che noi contestiamo è il fatto che questa riforma impoverisce gli istituti tecnici. Vi ricordo, e lo sappiamo, che il Veneto è la regione che in percentuale ha il più alto numero di iscritti rispetto ai licei e ai professionali agli istituti tecnici. Questo vuol dire che nella nostra regione gli istituti tecnici sono importantissimi. Questa riforma, come lo dicono i colleghi e le colleghe che ci lavorano, e noi studiando chiaramente tutti gli atti normativi, impoverisce questo istituto tecnico. Ecco, lo impoverisce come? A cominciare dal ripristino del quinquennio e poi dal fatto che comunque, come dire, la scuola e l'ordine viene piegato un po' alle esigenze delle aziende? Allora, non facciamo confusione, le due riforme sono differenti e in entrambe noi abbiamo molti punti critici, sia il 4+2
sia il riordino dei tecnici. Il riordino dei tecnici è una riforma tra l'altro iniziata già dal governo Draghi, e quindi è già il ministro Bianchi che l'aveva introdotta e poi ripresa da questo governo. Prevede il fatto, come sta dicendo lei, che le scuole si vengano, diciamo così, piegate alle esigenze del tessuto socio-economico. Noi questa cosa non l'accettiamo. Ecco, quindi per concludere, quali le azioni che intendete portare avanti laddove la riforma andasse a sua volta avanti in vista degli esami di maturità? Allora, noi intanto siamo felici di essere qui oggi, siamo felici a Mestre di vedere tante persone che con noi manifestano, siamo molto soddisfatti di come sta andando questa mobilitazione, abbiamo fatto tante assemblee, tanti collegi docenti hanno... Le azioni? Ma le azioni intanto è essere qui oggi chiedendo il rinvio della riforma. Le famiglie si sono iscritte senza sapere bene come la scuola che faranno i loro figli. Da domani siamo disponibili, oggi stesso, a ragionare con il Ministero di come sistemare e migliorare questa riforma. Quindi è una sorta di work in progress, si vede come andrà ora per ora, giorno per giorno. E da Mestre è tutto, grazie per il suo intervento. A voi. Così dunque a Mestre la protesta del mondo della scuola. Abbiamo ancora tanti fatti di cui darvi conto, mentre al Quirinale, non so se possiamo vedere, è in corso la consegna dei riconoscimenti, degli attestati da parte del Capo dello Stato, gli alfieri della Repubblica. Ci sono tanti giovani, c'è anche il trevigiano di cui vi abbiamo raccontato la storia del ragazzo quindicenne Marco Mazzariol, quindi fra poco sarà premiato anche lui, ma questa sera vi racconteremo tutto. Il tempo di andare in pubblicità e rientriamo con nuove storie e nuovi collegamenti. Dobbiamo andare anche a Belluno, perché a Belluno è arrivato un riconoscimento davvero importante. A fra poco. Di nuovo in diretta prosegue il nostro racconto di questo giovedì a Nord-Est. Ritorniamo alla cronaca. Abbiamo aperto con la spaccata, l'ennesima, ai danni di un negozio di bici in via Menarea, Vittorio Veneto. Avete sentito l'esasperazione del titolare Roberto Catto. È la sesta volta in pochi anni, l'ultimo colpo 2 anni fa. Ma adesso vi porto a Castelfranco Veneto, dove sono stati colti in flagrante padre e figlio di origine rumena mentre nella notte rubavano ben 500 kg di rame da un deposito aziendale. È stata un'attività che è stata svolta dal NORM della compagnia. Nell'ambito di un servizio di controllo hanno notato questo furgone parcheggiato fuori della ditta, in questo capannone in disuso, e nella circostanza hanno colto in flagranza questo 50enne, questo 21enne di origine rumena, che avevano appena tolto del filamento di rame dall'impianto elettrico di questo capannone. Padre e figlio, rispettivamente di 51 e 20 anni, di origine romena, sono stati colti nella notte mentre caricavano su un furgone di proprietà di alcuni familiari ben 500 kg di rame che avevano sfilato dai tracciati delle linee di un quadro elettrico nel capannone di una ditta in disuso a Castelfranco, la AMG, in via Borgo Pieve. Il rame è il nuovo oro rosso, riferisce il comandante, ed è particolarmente apprezzato sul mercato nero. Ha un valore economico sul mercato nero abbastanza elevato, tant'è vero che viene appellato di solito come oro rosso, e quindi nella circostanza i due sono stati tratti in arresto per furto aggravato e possesso di arnesi a telo scasso. Le due persone sono residenti ad Altivole e hanno precedenti. Sono residenti ad Altivole, sì, erano già note per altre vicende che riguardano sempre atti predatori. Intanto il mercato del rame diventa sempre più oggetto di attenzione da parte dei malintenzionati. Oltre ai quadri elettrici, anche i pluviali dei cimiteri e alcuni vasi di fiori, sempre nei cimiteri, che ancora si trovano manufatti in rame.
Siamo adesso in grado di collegarci con Sacile. Vi avevo detto di questo colpo in villa a Sacile, la vedo pronta, collegata la nostra Esmeralda Dalla Longa con Michele Zanette per la parte tecnica. Una nuova notte da incubo. Esmeralda, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti i telespettatori, ci troviamo nello studio del noto critico d'arte Giovanni Granzotto e per raccontare appunto di un furto che lui stesso insieme alla moglie ha subito nella sua villa, nella sua propria abitazione. Dunque ci racconti, signor Granzotto, che cosa è successo e si trattava di una banda di 3 persone, diceva. Sì, 3 persone che parlavano un italiano abbastanza fluente, ma con perlomeno la persona con cui sono rimasto in contatto per un quarto d'ora con un accento dell'est europeo. Verso un po' prima delle 4 di notte dell'altra notte, della scorsa, non dell'ultima, ho sentito la bassottina che dorme in camera con noi, con me e mia moglie, muoversi, e cosa che non fa mai. Ho acceso la luce e ho visto immediatamente, cioè quasi immediatamente, una persona mascherata e vestita di scuro che si muoveva con una certa calma all'interno della nostra camera e che aveva iniziato a rovistare nei cassetti del mobile di fronte al letto. Chiaramente ci ho messo qualche secondo per capire di cosa si stava trattando, mi sono molto spaventato, soprattutto anche per chi mi stava vicino, e però ho pensato da subito di rimanere calmo, insomma, di cercare di ostentare anche una certa calma, anche perché mentre realizzavo cosa accadeva entravano in camera altri 2 persone sempre mascherate, una molto più alta, l'altra di media corporatura, e parlottavano fra loro e mi hanno detto di rimanere calmi tutti, che se ci comportavamo così non ci sarebbe successo niente. Mi hanno chiesto dove era la cassaforte, dove erano i soldi, gli ho detto che il cassaforte nella casa non c'era e d'altronde loro, poi l'abbiamo capito, era già da un pezzetto che erano entrati in casa e quindi non si erano accorti, non avevano scoperto la cassaforte che non c'era, che soldi contanti ce n'erano ben pochi e gli ho diciamo indicato la possibilità di occuparsi dei gioielli che invece venivano tenuti al piano di sopra, cioè nel bagno dopo le scale. Allora hanno lasciato questa terza persona in camera con noi per tutto il tempo, guardava anche dietro i quadri, ha movimentato tutti i cassetti, eccetera, ha visto che mia moglie aveva un orologio, gli ha preso il polso ma non glielo ha strappato e si è mosso, insomma, nella camera, continuando a chiedere informazioni anche sul lavoro che facevamo, eccetera, e continuando a occuparsi del fatto che tutto dovesse filare liscio, quindi continuando a ripeterci che se stavamo calmi non ci sarebbe successo niente. I suoi colleghi, chiamiamoli così, hanno terminato il lavoro rovistando, prima l'avevano fatto nel piano terra, poi appunto nel primo piano, rovistando tutti i cassetti della casa, hanno trovato i gioielli che cercavano. Quando se ne sono poi andati e abbiamo chiamato i carabinieri, scendendo mi sono accorto che avevano cercato ovunque, che avevano anche buttato
per terra, la borsa di mia moglie da cui avevano estratto circa 150 euro quelli che c'erano, e che avevano anche rubato però dei vini, dei magnum di vini pregiati, quelli che probabilmente non credo fossero degli esperti, ma che probabilmente gli apparivano dalle confezioni e dalle cassette di maggior pregio. Si tratta di 5 magnum, insomma, di una certa... Quindi in totale posso chiederle più o meno quanto le è stato rubato, di quanto è il furto? Intorno, volendo fare un discorso complessivo, intorno ai 40.000 euro di valore circa, di cui la stragrande maggioranza sono i gioielli, insomma. E poi abbiamo in realtà scoperto, ma solo alla mattina presto, diciamo, che erano entrati anche nella villa che è la sede dello studio d'arte GR, di cui sono amministratore da parecchi decenni, e che non è però di nostra proprietà ma dei signori Viotto, e che è un'altra villa Liberty che è qui proprio a 50 metri da quella della nostra abitazione. Esmeralda, qui, grazie però, davvero. Avendo trovato solo quadri e dipinti, non hanno rubato niente. Va bene, grazie mille signor Esmeralda. Granzotto per il suo racconto. E sul caso stanno indagando al momento i carabinieri e di Sacile cedo la linea in studio. Grazie. Grazie davvero Esmeralda Dalla Longa con Michele Zanette da Sacile. Insomma, è stato un raid in piena regola. Noi ritorniamo alla cronaca, ritorniamo nella Marca trevigiana. Ordina online anfetamine ed ecstasy, ma con il pacco gli arriva anche la Guardia di Finanza. Nei guai un 59enne di San Biagio di Callalta. Ordinava droga online dall'Olanda, navigando tranquillamente su siti internet alla portata di un qualsiasi motore di ricerca, facendosi mandare il pacco addirittura a casa. La Guardia di Finanza di Treviso ha però tracciato la spedizione e, chiedendo all'autorità giudiziaria di ritardare la consegna, è risalita al destinatario, un 59enne residente a San Biagio di Callalta. Una volta ottenuto il decreto di ritardato sequestro, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Treviso hanno seguito il pacco fino al destino e hanno individuato appunto il reale destinatario della sostanza, nei confronti del quale sono state immediatamente eseguite delle perquisizioni personali e locali, che hanno permesso di rinvenire, oltre allo stupefacente contenuto del pacco, ulteriori sostanze, nello specifico circa 30 grammi di metanfetamine e 3 pastiglie di ecstasy. Le pastiglie gli erano state addirittura omaggiate in quanto aveva raggiunto una certa cifra di spesa, avendo pagato con un bonifico totalmente tracciabile. Addirittura il responsabile ha acquistato questa sostanza stupefacente facendo un bonifico, disponendo un bonifico verso un conto corrente lussemburghese. Quindi questa è una situazione che effettivamente è rilevante, perché la possibilità di acquistare direttamente da siti internet online metanfetamine, che sono sostanze molto pericolose per la salute di chi la assume, e farselo capitare direttamente a casa è sicuramente un dato che è allarmante e che noi quotidianamente cerchiamo di combattere e di contrastare. L'uomo ha addirittura dichiarato alle Fiamme Gialle che avrebbe usato la droga per feste ed eventi ad uso privato, e in casa gli hanno trovato altri pacchi contenenti sostanze illecite, tutte sequestrate, mentre nei giorni precedenti la Guardia di Finanza aveva fatto ulteriori requisizioni. Sono state individuate ulteriori 3 spedizioni, sempre provenienti dall'Olanda, contenenti circa 5 grammi di metanfetamine e oltre 40 pastiglie di ecstasy, che sono state sequestrate nei confronti di ignoti. Ritorniamo sulla giornata di ieri, i 50 anni dall'Orcolat, le celebrazioni ufficiali in Friuli a Gemona. Vi mostro una copertina realizzata dalla nostra redazione di Udine che racconta il dramma di ieri, la ricostruzione e poi la memoria di oggi.
Ci abbandonano. Perché ci abbandonano? Sono venute le rondini a Gemona quest'anno? Sì, sono venute, ma non hanno trovato i nidi, che le case sono cadute. E che cosa speri per il prossimo anno? Del prossimo anno che ritornano tutte le rondini qui, che ritrovano anche loro le case che ricostruite. A Gemona, lo avete visto in queste immagini, il capo dello Stato Sergio Mattarella, che ha reso onore alle vittime, ha parlato della ricostruzione. Questa è la giornata friulana del Presidente della Repubblica. Viene da pensare che il concetto di resilienza sia nato qui, trovi qui, in questa terra la sua radice, dal modo con il quale i friulani hanno reagito all'Orcolat, e che quella sera e poi di nuovo nel settembre successivo sembrò schiacciare il futuro. Fu il Friuli a prevalere sulla distruzione e sullo scoramento, con la tenacia, con il lavoro, con l'impegno delle comunità. È iniziato così il discorso del Presidente della Repubblica ospite a Gemona per il 50° anniversario del terremoto che il 6 maggio del 1976 devastò il Friuli. Una giornata emozionante, toccante. Mattarella è atterrato rivolto alle ore 16 per poi spostarsi appunto a Gemona del Friuli. Al suo arrivo si è subito recato al cimitero per deporre una corona di fiori al monumento dedicato alle vittime del terremoto. Da lì, quindi, alle ore 17, lo spostamento al Teatro Sociale, dove si è tenuto un consiglio regionale straordinario con la presenza anche della Premier Giorgia Meloni e del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga. I buoni risultati di questa, della ricostruzione, sono diventati elementi propulsivi dello sviluppo economico e sociale nei decenni successivi. Quel che ha fatto seguito alla tragedia di 50 anni or sono conferma che il futuro dipende da noi, che l'esito della storia non è mai scontato, ma è affidato alla responsabilità e alle scelte di persone e comunità. Un insegnamento qui manifestato in Friuli che vale sempre. Al termine, il capo dello Stato si è quindi spostato al Teatro Elti per ammirare la mostra del terremoto raccontata dal Messaggero Veneto. Da lì quindi, insieme a Giorgia Meloni, la ripartenza verso Roma. Nella solenne cornice del Consiglio regionale, insieme agli amministratori locali, insieme ai rappresentanti delle istituzioni, del volontariato
in una terra e di fronte a un popolo capace di affrontare le avversità, di rialzarsi, ribadiamo in un momento di memoria e di impegno il patto di non lasciarci fuorviare nel cammino di progresso, nell'affermazione dei valori di solidarietà e di coesione che qui sono stati in maniera esemplare vissuti e realizzati. A Gemona anche la Presidente del Consiglio Meloni, queste le sue parole. E lo fecero in un modo così straordinario da riuscire a trasformare la tragedia in un modello per l'Italia intera, il modello Friuli, ovvero il miglior esempio di ricostruzione post-sismica che l'Italia abbia conosciuto ad oggi. Emozionanti e soprattutto sentite sono state anche le parole della Premier Giorgia Meloni, arrivata insieme al Presidente della Repubblica Mattarella per il 50° anniversario del terremoto del Friuli del 76. Ha parlato di modello Friuli, di grande forza di volontà e soprattutto di lacrime che non si potevano versare perché non c'era il tempo per farlo. Bisognava rimboccarsi le maniche e iniziare a ricostruire. Un modello che nasceva da intuizioni semplici eppure brillanti, così visionarie per l'epoca da essere ancora efficaci oggi. Una calamità dalla forza mai vista prima, fermò la vita di quasi 1000 persone e in molti nel buio di quella notte pensarono che dalle viscere delle montagne si fosse risvegliato il leggendario Orcolat e che per 59 interminabili secondi avesse deciso di far sentire il proprio urlo, lasciando dietro di sé morte e distruzione. Il tempo della paura, il tempo del dolore fu breve, perché ci fu un altro sentimento che immediatamente si fece largo nel cuore dei friulani, e quel sentimento era l'orgoglio, dove in molti si sarebbero sentiti sconfitti, sarebbero stati vinti dal lutto, dalla disperazione. I friulani no. I friulani fecero la propria mossa. I friulani decisero di sfidare l'Orcolat. Al termine del discorso al Teatro Sociale, in occasione del Consiglio regionale straordinario, Meloni e Mattarella si sono recati quindi a Palazzo Elti per la mostra del terremoto. Da lì, quindi, la ripartenza con destinazione Roma. Come dicono i latini, verba movent, exempla trahunt. Le parole muovono, ma gli esempi trascinano. Fu l'esempio dei friulani a trascinare quegli italiani, e sempre i friulani risposero a quell'incredibile atto d'amore con parole che allora apparvero sui muri e sono apparse anche sul video di oggi. Il Friuli ringrazia e non dimentica, ma oggi sono di fatto scolpite nella storia e nella memoria della nostra Repubblica. Qualche istante di pubblicità e poi ritorneremo a parlare del terremoto del Friuli, di Alpini e anche di Biennale, perché anche in queste ore non si placano davvero le polemiche. Qualche istante di pubblicità e rientriamo. Ritorniamo in diretta, non possiamo non aggiornare, soprattutto dopo la giornata di ieri, il quadro sulla Biennale di Venezia. Per questo mi collego con Lorenzo Maier, che in questi giorni, come sapete, sta seguendo questa prima settimana di Biennale. Buongiorno Lorenzo. Cristian, a te, ai nostri telespettatori, e buona giornata dalla Biennale di Venezia. È una giornata apparentemente tranquilla, anche se pochi minuti fa è arrivata una bomba mediatica, perché il ministro Alessandro Giuli ha risposto a distanza alle parole pronunciate ieri in conferenza stampa dal presidente Pietrangelo Buttafuoco. Come sapete, come vi abbiamo raccontato ieri durante i nostri TG, il presidente Buttafuoco ha citato le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, parole pronunciate al discorso di David Di Donatello, in cui il capo dello Stato
ha ricordato il valore dell'arte e l'autonomia e la libertà, l'audacia. Il ministro Giuli ha risposto per le rime a questo discorso di Pietrangelo Buttafuoco, bollando come inopportuno aver portato le parole del Capo dello Stato fino a Venezia, ribadendo che a suo giudizio la presenza della Russia putiniana, così ha detto lui in un lancio di agenzia, rientra in un accordo fatto alle spalle del governo aggirando le sanzioni. Quindi una posizione pesantissima che fa capire come la questione sia tutt'altro che risolta, anzi la crepa, se possibile, dopo queste dichiarazioni che tutti speravano non arrivassero, nel senso che ci potesse essere una ricomposizione o comunque un allentamento della tensione, fanno invece capire che la tensione aumenta, non si riesce a comprendere dove possa poi arrivare, a che pro, ma queste sono le parole del Ministro dei Beni Culturali. Oggi, la giornata di oggi è in corso ed è stata, diciamo così, dominata da altre due questioni fondamentali. La prima è che le Pussy Riot, questo compagine russa, compagine che si è espressa, contro la presenza della Russia, ieri ha protestato davanti al padiglione, in mattinata di oggi invece si è spostata con la sua performance davanti a Ca' Giustinian, la sede istituzionale della Biennale di Venezia, quindi fuori dalla mostra, ma in quello che è sostanzialmente delle Pussy Riot. Continua la protesta. Sì, esatto, continua e si è spostata a Ca' Giustinian con una performance che ovviamente era stata tenuta nascosta. L'altro tema è quello dell'Ucraina. Oggi è stato inaugurato con una conferenza stampa il padiglione, nel pomeriggio verrà alla presenza dell'artista anche presentata un'opera molto bella, scenografica. Anche in questa occasione il curatore del padiglione si è espresso contro la presenza della Russia. Domani è prevista in Laguna l'arrivo del vice premier Matteo Salvini, che ha annunciato che visiterà tutti i padiglioni, compreso quello della Russia, e non ci sarà appunto a giugno. Quindi domani arriva anche Salvini, e quindi c'è da aspettarci, insomma, che le polemiche non finiscono qui. Grazie Lorenzo Maier, grazie per tutti questi tuoi continui aggiornamenti. Lorenzo, che ha fatto riferimento alle parole di Mattarella pronunciate in occasione dei David di Donatello, ebbene c'è una soddisfazione tutta bellunese, perché Le città di pianura del giovane regista bellunese Francesco Sossai, scoperto dal Festival di Cannes, ha trionfato ai David di Donatello 2026. 8 statuette conquistate, tra cui quelle più pesanti per il miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura, miglior attore protagonista. Andiamo a Belluno da Tiziana Bolognani e Stefano Bozzi. Davide Donatello per il miglior film 2026, 71esima edizione, va alle città di pianura. Gli applausi in sottofondo, quelli che si sono sentiti ieri sera nella sala del Cinema Italia di Belluno, che per la 123esima volta ha proiettato Le città di pianura in occasione della cerimonia di consegna dei David di Donatello. Lo sapete, il trionfo è stato pressoché totale per Le città di pianura e il regista bellunese Francesco Sossai, che è di casa al Cinema Italia, che è gestito da Emanuele Sangalli, che diverso tempo fa ha avuto proprio un'intuizione per la presentazione di questo film, che è diventato un tutt'uno con il popolo, con gli amanti del cinema e del nostro territorio, compreso quello veneto. Assolutamente, grazie, e grazie a Francesco per aver fatto il film e averlo portato e essere stato presente nella nostra sala quando c'è stata la prima, ha
il 25 di settembre quando è uscito. E il rapporto con Francesco è di lungo termine, nel senso che questo è il suo terzo film in realtà. Abbiamo proiettato anche i suoi primi due, Il compleanno di Enrico e Altri cannibali. Francesco è un abitué del cinema, viene sempre no perché è fuori Belluno, ma viene spesso quando può a vedere i film, non suoi ovviamente, e da tanti anni, per cui ci fa estremamente piacere. Io sono stato contentissimo di questo viaggio che non finisce in realtà, continuerà perché ricominceranno le proiezioni, come ben detto 123, ne faremo non altre 123 ma ne faremo altre sicuramente. Senta, il pubblico in sala ieri è stato numerosissimo perché voi prima avete riproiettato Le città di pianura e poi vi siete collegati per seguire in diretta la cerimonia di consegna dei David di Donatello. Che cosa è emerso secondo lei dalle sensazioni che ha potuto provare dal vivo dal pubblico bellunese? Beh, il senso di comunità è stato la cosa più importante. Già nelle proiezioni precedenti si sentiva. Ieri sera ancora di più, c'erano persone che non l'avevano ancora visto, ma persone che sono tornate per la terza, quarta, quinta volta a vedere il film. E a ogni candidatura c'era un applauso, eravamo già contenti delle 16 candidature. Con i premi che sono arrivati, miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura originale, che per quanto mi riguarda è uno dei premi più importanti perché vuol dire che il film racconta una storia incredibile, e assolutamente abbiamo vissuto una serata straordinaria. Ecco, a proposito di questa storia, la vuole riassumere in poche parole, in sintesi, perché questo ritratto del Veneto, del bellunese, luoghi in cui guardando il film ci si può rivedere, ci si può immedesimare. Forse all'inizio un po' di disagio l'ha creato in taluni, quelli che magari rifiutano i cliché. Beh, la storia è molto semplice perché è un film on the road di queste due persone che incontrano un altro ragazzo e vanno in giro per i bar a bere. Questo sembra la cosa principale del film. In realtà si nasconde un testo sotto che è quello del Veneto dei giorni nostri, i capannoni, un po' di disagio sociale che c'è, il motivo dell'alcolismo, da dove viene, per cui è un film che fa riflettere, fa sorridere, però è un film molto importante e non è solo importante per il Veneto e per Belluno perché è un film che è stato presentato a Cannes, per cui vuol dire che ha un respiro veramente internazionale. Il film è stato presentato non solo a Belluno, non solo in Veneto, ma ha riscosso successo in tutta Italia e in tutto il mondo dove è stato proiettato, per cui vuol dire che quello che c'è dentro il film non è solo una cosa nostra, ma è una cosa più universale. Questo è il messaggio del cinema, l'universalità. Ed è un vero e proprio trionfo per questo regista bellunese, Francesco Sossai. Ma vedo collegato un attore bellunese, quasi per coincidenza. Oggi era nostro ospite Marco De Martin Modolado. Buongiorno Marco, buongiorno è un piacere averti. Lo spazio. Averti di nuovo nostro ospite. Ci parlerai un po' di alcune tue iniziative, ma prima ti chiedo proprio un commento su questa vittoria, su questo riconoscimento tutto bellunese. 8 statuette, è un record. Sì, sono molto soddisfatto e contento per Francesco Sossai. Non lo conosco di persona, ma insomma ho visto alcune sue opere. Sono contento soprattutto perché ha fatto appunto conoscere il tessuto sociale non solo bellunese ma veneto, insomma in tutta Italia e speriamo anche all'estero. E questa è la cosa che mi soddisfa di più, vuol dire che insomma le nostre storie locali possono essere insomma ascoltate e viste anche da altre parti d'Italia e magari sono simili. Perché ricordo che questo film ha un tessuto sociale sì veneto, ma si può anche riconoscere in altre località dell'Italia. Quindi un complimento a lui e a tutto il suo staff, al suo cast, che hanno lavorato duramente come noi veneti sappiamo fare, però ha raggiunto un ottimo risultato, quindi bravi, bravi, bravi.
Ecco Marco, tu spesso ti occupi di teatro sociale, così lo abbiamo definito più volte, quindi anche tu nei tuoi spettacoli racconti il territorio, racconti gli usi, i costumi, racconti anche la storia. Nel tuo nuovo spettacolo racconti di alpini e siamo nella settimana clou. Porti in scena lo spettacolo di un soldato a quattro zampe. Raccontaci un po'. Esatto, sì. Innanzitutto saluto appunto gli alpini del Comelico Superiore che hanno, diciamo, con me intrapreso questo viaggio, mi hanno dato una mano a realizzarlo. Il titolo è eloquente, si dice, anzi si chiama Vaimona, storia di un soldato a quattro zampe. Vaimona ovviamente è un urlo liberatorio di questo mulo. La storia è tratta da un libro, da un saggio storico di Damiano Leonetti, Alpini alla sbarra, e è una storia vera che io ho trasformato ovviamente in una storia teatrale, questo perché il mulo non era presente all'interno di questa vicenda. La vicenda tratta questi alpini piemontesi che sono partiti nel 1915 per andare a combattere sulle montagne bellunesi e specificatamente nel passo della Sentinella in Comelico a Padola, dove nel 15 di Ferragosto, diciamo, hanno disertato in massa una sessantina di questi alpini e sono stati processati. C'è stato un processo che è stato il più grande della Prima Guerra Mondiale, e questo processo per anni è stato segretato, è stato fatto conoscere appunto dal libro di Damiano Leonetti. Dopodiché c'è stato un iter parlamentare che dal 2015 al 2021 ha portato lo Stato italiano a deporre una targa al milite ignoto e riconoscere tutti gli alpini della Prima e della Seconda Guerra Mondiale disertori, li ha rivalutati, quindi sono stati considerati morti per la patria. Io ho inserito il mulo in versione un po' comica, rozza, diciamo così, è un animale come potete immaginare, quindi con tutte le sue sfaccettature, che viene processato, quindi subirà anche lui un processo a causa di questa diserzione che ha fatto. Diciamo che è una storia del 1915, ma io ho cercato di attualizzarla e renderla attuale causa quello che sta capitando nel mondo, che vedete passano gli anni, ma ahimè le cose ritornano, quindi insomma ci si può ritrovare perché il mulo si fa alcune domande su cosa sia questa follia della guerra. Marco, tra l'altro c'è in previsione uno spettacolo a Genova. Sì, allora intanto il 23 maggio io sarò a Pieve di Cadore nella Sala Cosmo alle ore 21 con ingresso gratuito, quindi chi vuole vedere questo spettacolo, assistere, mi farà molto piacere, insomma, perché è una storia molto interessante. Poi sarò il 23 di luglio invece alla Dolina di Re di Puglia, Fogliano di Re di Puglia, luogo storico per i bersaglieri, e poi verso novembre, ottobre-novembre replicherò lo stesso spettacolo in quel di Genova, dove adesso appunto si trovano gli alpini e che saluto. Allora, Marco, parliamo adesso di un'altra tua iniziativa che riguarda il territorio bellunese, perché insomma l'ho detto poco fa, tu ti occupi di teatro sociale, di storie del territorio, ma tu racconti anche il territorio bellunese, tu e altri tuoi colleghi. Adesso c'è un'iniziativa molto interessante che coniuga arte, turismo, storia, ma noi la vogliamo raccontare con questo trailer. Queste le immagini più belle di Feltre che adesso voi raccontate, Marco, non soltanto con delle guide turistiche, ma anche attraverso delle vere e proprie rappresentazioni teatrali. Spiegaci un po'.
Sì, esatto, abbiamo pensato che, allora innanzitutto non sono da solo come avete visto, ma c'è anche Cristina Gianni che è l'altra mia collega attrice e la guida turistica Valentina Pilotti. Abbiamo pensato che la provincia di Belluno ha tante ricchezze e tante cose appunto da conoscere, storie, personaggi eccetera, e quindi abbiamo pensato che questi tipi di tour animati, li chiamiamo animati perché la guida turistica traghetta le persone all'interno del centro storico, in questo caso avete visto Feltre, ma poi abbiamo anche praticato Belluno, poi andremo a Sospirolo, andremo in altre varie parti diciamo del bellunese e facciamo conoscere attraverso appunto i nostri personaggi, quelli che noi abbiamo ripercorso nella storia, attraverso la nostra arte, il teatro. È una forma un po' innovativa diciamo per la provincia di Belluno, perché pensiamo che possa essere interessante appunto coniugare la recitazione e il teatro con la storia e la cultura attraverso appunto la guida turistica. Una formula innovativa, intercettiamo molti turisti e molti sono contenti di questa iniziativa, poi andremo anche a Cortina, andremo anche a Santa Giustina, insomma faremo un po' tutto l'escursus della provincia di Belluno. E chi è interessato cosa può fare, a chi può rivolgersi? Allora, noi abbiamo una pagina Facebook, si chiama Tour Val Belluna Animati, ci potete trovare lì, oppure i nostri social network, io mi chiamo Marco De Martin, quindi mi trovate lì, o la mia collega Cristina Gianni o Valentina Pilotti, oppure attraverso le aziende turistiche, le associazioni turistiche che trovate sul territorio, lo IAT per esempio, o altri, insomma altri siti internet dove spesso veniamo inseriti quando organizziamo. Adesso non abbiamo una data diciamo fissata, ma a breve, a giugno, uscirà, quindi vi invito a seguirci e a seguire tutto quello che facciamo. Quindi diciamo che con l'estate andrete a rendere strutturale quello che è stato una sorta di esperimento. Sì, sì, esattamente. Noi pensiamo di fare 2 o 3 incontri al mese, appunto ripercorrendo la provincia da nord a sud, quindi un po' tutto, per far sì che appunto il turista che viene intercettato nella provincia di Belluno abbia la possibilità di conoscere appunto la nostra bella provincia in maniera un po' diversa, non solamente magari tramite una guida turistica, ma anche tramite appunto la nostra arte. È anche un modo per coinvolgere più professionalità. Sì, esatto, noi siamo tutti e 3 professionisti, tutti e 3 tra l'altro bellunesi, e conosciamo insomma il nostro territorio perché essendo nati qui appunto sappiamo più o meno vita, morte, miracoli come si direbbe, però a parte gli scherzi insomma sappiamo il tessuto sociale un po' come ha fatto Sossai nel suo film che ricordavamo prima, quindi è una maniera, una formula interessante e anche un po' intrattenimento, quindi si passano 2 ore, 2 ore e mezzo di cultura ma anche di intrattenimento, quindi è adatto a tutte le famiglie, quindi sia adulti che bambini, e insomma si passa una bella giornata, un bel pomeriggio assieme. Allora, grazie davvero Marco De Martin Modolado. Grazie a voi. Questo è quello che bolle in pentola, insomma tante le iniziative che riguardano il territorio bellunese. Grazie ancora De Martin, e noi ci avviamo verso la conclusione di questo telegiornale, di questa prima edizione. Vi mostro brevemente il Gazzettino.it che torna sulla vicenda di Jamel, morto annegato a San Polo, il legame con Larissa finita a coltellate, l'ipotesi della faida tra famiglie, il 22enne che prima della tragedia avrebbe detto mi cercano, poi sempre a Venezia, la Biennale Giuli, andrò a Venezia, il Padiglione Italia, la nuova stoccata Buttafuoco, ce l'ha raccontata poco fa il nostro Lorenzo Maier, inopportuno citare Mattarella, e poi ci sono ancora le Pussy Riot in città. Sempre Venezia, Franzina arrestato per la frode da 30 milioni, parla l'amico truffato, temeva di essere ucciso, perciò stava scappando. Quindi come vedete Venezia oggi offre tantissimi spunti, e poi le parole di Mattarella, del capo dello Stato, pronunciate a Gemona nella giornata di ieri, anche questa vi abbiamo raccontato in maniera diffusa, la resilienza che è nata reagendo all'Orcolat. Noi rientriamo in diretta questa sera alle 18:25 con l'edizione regionale, 19 Venezia, 19:30 Treviso con Belluno. Ritorneremo sulla spaccata di
Vittorio Veneto, quella vicenda incredibile che vi ha raccontato Francesca Bozza in apertura di questa prima edizione. Per l'ennesima volta una banda di professionisti, di ladri, è entrata in azione in un negozio di bici, una spaccata, ha distrutto il negozio, quindi vi racconteremo questo, torneremo poi su tanti altri fatti. Subito dopo la sigla andranno in onda le ricette solite di Casa Pappagallo e poi alle 15:45 il film di Antenna 3, insomma un pomeriggio ricco di appuntamenti per la nostra emittente. Grazie ad Antonio Esposito e Tommaso Migot per la regia, grazie a tutti voi per la cortese attenzione, buona giornata.